Allora, siamo sempre collegati con Silvana Fanelli, segretaria CGIL del Veneto, Gino Ferraresso, responsabile Dipartimento Welfare, CGIL del Veneto. Chiudiamo con lei un paio di minuti, poi passiamo la parola anche a Gino Ferraresso. Per quanto riguarda appunto la ripartenza, eccetera, la questione scuole è abbastanza complessa perché di fatto o dopo l'estate tutto si risolve e la pandemia viene a scemare, eccetera, e non c'è quasi un problema. Oppure, secondo me, è di portata irrisolvibile, perché i ragazzi puoi anche metterli ai 4 angoli della classe e 4 in 100 metri quadri. Tanto questi poi si radunano, si ritrovano, si aggregano, hanno un potere attrattivo l'uno con l'altro. Basta vedere anche quando ci sono fuori in strada, stanno insieme, che non serve a niente, secondo me, perché c'è poco da fare. Quindi ineluttabile che se si riparte con le scuole, cioè vuol dire radunare i ragazzi anche in uno spazio enorme, pochi, impossibile, ma fosse anche così, questi si scambiano, si trovano, si radunano, hanno questa caratteristica, per cui bisogna mettersela via a questo punto, o si fa sempre la scuola online oppure bisogna aspettare che qualsiasi forma di pandemia sia venuta meno, no? Perché dopo lo portano a casa i genitori che poi si ammalano e vai con la catena consueta. Allora, è chiaro che serve, cioè che non si può pensare ad una scuola online per sempre, questo è evidente. Ma anche qui allora, invece di pensare e fare fughe in avanti su riapriamo a maggio, riapriamo a giugno, mettiamo le persone a fare i recuperi nelle scuole a luglio. Ma lì è già stato detto dal presidente Zaia che non si fa, cioè che si va a settembre. Pensiamo a cosa serve per rendere il più possibile a settembre la ripartenza dentro le aule con tutti i sistemi. Poi è chiaro che il problema è differente e va gestito differentemente per le diverse fasce di età. Io mi aspetto che nelle scuole superiori ci sia una possibilità e una capacità di comprensione di quello che deve essere la modalità una nuova modalità dello stare insieme che sia più comprensibile di bambini che sono nelle scuole elementari. Per questo anche lì non è semplicemente dire riapriamo le scuole, bisogna sedersi tutte le parti coinvolte nelle attività scolastiche e ragionare insieme di come il 1° settembre, il 10 settembre, il 15 settembre, quello che sarà, si riparte con chi poi opera materialmente dentro le scuole e capire. Servono interventi strutturali sull'edilizia scolastica? Usiamo questi mesi per programmarli e nella fase di ripartenza capire come farli. Serve una diversa disposizione delle aule, serve non pensare a delle aule con numeri diversi rispetto al passato dove raggiungevamo i 28-30 ragazzi, alunni dentro una stessa aula. È chiaro che serve un cambiamento di paradigma. Questo è quello che dobbiamo fare in questo periodo. Però secondo me anche, certo, ci mettiamo nelle condizioni di farlo, certo. Altrimenti il 1° di settembre, ammesso che sia il 1° di settembre, ci troveremo a dire come li mettiamo in aula, non è questo quello che dobbiamo fare, certo, assolutamente. Che possiamo fare. No, ma questo infatti è il presupposto fondamentale. Il secondario, che non è secondario perché riguarda sia studenti, eccetera, ma anche persone qualsiasi e lavoratori, è una formazione individuale, cioè il convincimento individuale, che secondo me non c'è ancora, se non ben poco esteso, che devi adottare un certo tipo di comportamento, assolutamente, ma questo vale per tutti, anziani, giovani, meno giovani, perché se tutti hanno la consapevolezza che devi tenerti a distanza di 2 metri per comunicare con la mascherina, eccetera, perché altrimenti è pericoloso, superi tanti problemi. Se invece questo uno non ce l'ha, ma lo fa di nascosto perché per non prendere la multa, o appena gira l'angolo ti trovi che comunque si mettono insieme, chiacchierano, perché questo vedi di fatto, questo vedi che succede, perché tanto è mio fratello, mia sorella, il mio vicino di casa, il mio amico, questo e quest'altro, in realtà non è così, hai ancora i dati che ci sono adesso di contaminazione quando dovremmo essere a livello 0, perché il lockdown è incominciato da mo'. Quindi io ho delle perplessità, cioè le persone devono essere educate e avere il convincimento che quello è il comportamento. Certo, ma è proprio questo, per questo che da tempo diciamo serve un messaggio univoco e non contraddittorio, serve dare,
fare questo tipo di cultura e creare questo tipo di consapevolezza ci deve essere un messaggio, come dire, univoco su quello che serve e come ci si deve comportare. Certo. Se continuamente invece passiamo da fasi, siamo nel lockdown, non c'è più il lockdown. Sì, prima serve questo, poi quell'altro, la gente non capisce più niente. Questo qua, prima si può fare una cosa, uno dice che si può fare, nella regione a fianco ti dicono che invece non si può fare. È chiaro che questo crea sconcerto e lascia libere le persone di, come dire, cercare di adattare alla regola che gli piace di più. E in questo senso che dal primo giorno si sta dicendo serve un messaggio, come dire, univoco, perché altrimenti siamo delle persone, abbiamo ognuno le proprie sensibilità, certo, rischiamo di creare ancora più confusione, non creare quella cultura che lei diceva fondamentale. Assolutamente, ma soprattutto è stato la cosa, il messaggio anche di lunga durata che già si intuiva da subito. Ci sono stati messaggi di chiusura che non potevano durare e non possono durare. Non è che puoi costringere le persone in casa per 2 mesi e poi stupirti che hanno le difese immunitarie sottoterra e dire adesso bisogna che questi qua si muovano all'aria aperta. Vabbè, mi sembra inverosimile. Detto questo, però, non parliamo di sanità perché non siamo esperti. Voglio passare la parola a Gino. Comunque grazie Silvana, giustamente, dei suggerimenti che sono molto importanti e dovranno essere recepiti. Gino Ferraresso, sempre per quel che riguarda le persone invece anziane e pensionati, qualcosa da aggiungere a riguardo? Sì, allora un po' tutti i medici, l'OMS, un po' tutti gli organismi sanitari ci stanno dicendo che questa pandemia non smetterà in 2, 4, 5 o 10 anni, che andrà per le lunghe. E questa è la prima considerazione. Sui tempi c'è ancora un punto interrogativo. La seconda cosa è che questa pandemia colpisce in particolare gli anziani, sia in termini di fragilità, magari anche di patologie pregresse che possono avere. Sì, certo, certo. Il che significa che gli anziani dovranno avere da qua in avanti, e non solamente fino a maggio, delle attenzioni particolari, nel senso che si dovranno molto di più riguardare nel tempo e osservare strettamente quello che abbiamo già imparato, che si deve osservare: il lavarsi le mani, la mascherina, i guanti. Bravissimo Gino Ferraresso, però c'è proprio questo problema che è stato riscontrato, che sono forse proprio più gli anziani. Se uno gira per strada e li osserva anche così, nei quartieri, attenzione, non è inutile andare in giro chissà dove, ma proprio dove vivono, che non hanno queste attenzioni. Sono i primi che la prendono un po' sotto gamba, che li vedi magari senza mascherina, o che non hanno i guanti, o che avvicinano il nipote, o che chiamano, cioè sono un po' restii ad adottare delle misure molto forti, che invece dovrebbero essere i primi ad essere super attenzionati da se stessi, o no? Bisogna, con una campagna forte, convincere queste persone, in particolare gli anziani, che purtroppo la pandemia andrà per le lunghe, e che bisogna, ripeto, osservare molto molto strettamente le indicazioni che ci vengono date sull'aspetto sanitario, in particolare per gli anziani e in particolare per chi ha pluripatologie. Sì, assolutamente, assolutamente. E quindi questa cosa qua mi collego con quello che ha ripetuto più volte la Silvana, e cioè che su questo non ci possono essere messaggi che poi creano confusione, perché dire si apre o non si apre è pericoloso. Quindi io sono sempre più dell'avviso che sarebbe utile un governo sempre più centralizzato che non ripartito. Se avessimo avuto però un governo centralizzato sulla sanità saremmo già morti di malattie di qualsiasi genere, perché abbiamo visto che la sanità centralizzata è un disastro. No, io la penso totalmente in maniera diversa da lei, nel senso che io penso invece che il problema della sanità in Italia
è proprio il fatto che abbiamo 20 sanità regionali. C'è chi va meglio, come nel Veneto, chi va peggio. Io sono convinto che bisogna mettere in discussione, a differenza di chi, le opinioni ovviamente sono tutte legittime, io sono dell'avviso che bisognerebbe mettere in discussione la disposizione che prevede la gestione da parte delle regioni, perché questo, anzi questa pandemia ci sta facendo vedere che le differenze sono enormi e non va bene su un tema primario in uno Stato, perché siamo uno Stato, l'Italia è uno Stato, fintanto che non avremo 21 Stati in Italia, no, siamo ancora uno Stato, io penso che la sanità debba essere governata e gestita a livello nazionale. Io penso che avremmo avuto meno problemi, no, di quello che abbiamo registrato. Allora, va bene, questo appunto non andiamo a discutere sui punti di vista soggettivi. Un'ultima cosa, ci sono delle iniziative che riguardano sempre lo CGIL per i pensionati, per gli anziani, proprio un minuto prima della chiusura? Molto velocemente, noi stiamo facendo un'opera anche, come dire, più che di controllo, di rapporti con i nostri iscritti, nel senso che quello che abbiamo detto ai territori è coltivare anche i rapporti umani con le persone, perché una delle cose che sta pesando molto alle persone, in particolare agli anziani, e poi anche i rapporti umani, la solitudine. Quindi il fatto anche della telefonata, di usare anche i tablet per riuscire a parlarsi, sono cose importanti. Quindi nel nostro territorio noi abbiamo invitato che non solo ci sia un'attenzione molto molto alta sulle questioni sanitarie e sociosanitarie, ma anche su quello dei rapporti con i cittadini, in particolare con le e quindi tecnologicizzarsi in modo da poter essere sempre connessi e trovare anche dei sistemi un po' per passare il proprio tempo, diciamo così. Siamo giunti al termine, grazie anche a Gino Ferraresso, a Silvana Fanelli, segretaria CGIL del Veneto, e allo SPI CGIL. Facciamo come sempre i nostri approfondimenti, voi trovate le puntate poi anche naturalmente sul web. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie.